Bella! Sto scherzando. Grazie a voi. Ciao a tutti. Sì, va là. Buongiorno. Sei pronto a prendere un po' di acqua? Sono sempre pronto a fare l'acqua. Ma decido mi quanta ci pagane. Caro mio. Sì, Se c'è più acqua e mi giro. questo è tutto da vedere. Secondo me mi fa il solito. Madonna, ma io te male curte. Vediamo gli occhi del sole oggi. Sì, guarda. L'occhio del ciclone. Destra Pastrengo. Andiamo allo zoo. Andiamo allo zoo, esatto, a vedere gli animali. Le faremo vedere gli animali alle 2 minuti alla location. Location che oggi è il punto di ritrovo per il test bike del Track Store di Verona. Sì. Da cui siamo stati invitati per andare a provare le biciclette elettriche. Sì. Le full power. Che ha appena smesso di piovere. Te l'ho detto me che vedremo le occhi. Sì, l'occhio del ciclone. Ci cambiamo, saliamo in sella e ci vediamo in mezzo. Il paltano direi. Festung Bierstube, grill, pizza and more. Sei pronto? Sì, stavo guardando. E piove. E piove. Sì. È una settimana che lo dicono. Se sbagliavano, mi sarei incazzato quantomeno, no? Adesso è bella moiera. Ma a livello di sentieri qua, cosa c'è? La partenza è lì in tra Ok. la boschetta. A un certo punto c'hai, lo prendi destra e sinistra come vuoi, poi se giri subito dopo a sinistra fai un sentiero, scendi, arrivi in una campagna qua dietro e dopo c'è la risalita. Ok. E arrivi qua, dentro sempre nel cancello, arrivi alla Ok, campagna. perfetto. Oppure tenendo la destra ciao, una discesa, non più. Che bella moia. Arrivi in fondo su Piove? una strada sterrata, Ok. lì sinistra, ok, sul curvone che c'è la campagna c'è un sentierino che risale e ritorni a risalire di qua. Abbiamo una dossica Bravi. Giusto per iniziare un po' più morbido, sinistra mi sembra di capire che quello un po' più. Sinistra, allora, la differenza è che a sinistra c'è scritto XC, quindi è un percorso semplice. Giusto A per destra c'è scritto End, che è la denominazione di enduro. Vai dritto, sai che ti aspetta, che poi non è realmente una traccia da. È solo un curvone un po' più impiccato e un po' più sdrucciolevole. Fine. Ok. Non è nulla di. che? Facciamo race. Quindi questa escursione davanti, 160, 150, un bel trattorino per fare un po' di tutto. Poi abbiamo una slash con un po' più di cazzimma, mi viene da dire, no? Cioè nel senso è una bici votata estremamente all'enduro questa. È enduro puro. Quindi siamo su un 170 davanti e poi il resto ci vediamo in sella per le sensazioni. O no? Mi sembra che sia l'unico modo. Già, batteria da 800 qua, giusto? Batteria 800. Vengo preparato perché ieri ho guardato un video. Quindi dovrebbe essere. Batteria 800. Ok, invece là? E lì c'è il PQ, no? Ah, quindi là sono 50 Nm, quello piccolino. Lì c'è il motore piccolino, però la Full XE aveva la batteria da 360. Questa qua è tutto più grande, c'è la batteria da 500, c'è la nuova batteria da 500. Ok. Quindi Estendibile anche lei. 50 Nm e questo è Questo lo per 35 Bosch CX, Performance CX, quello nuovo. 35. Ok. Cioè, ma oh, è sentito cosa non hai capito? Potete girare quanto volete. Dai, sì, prova quella. Ciao Vale. Pronti partenza, via! Vieni anche tu, Ale! Spero di non coparmi. Ma no, dai! Grazie! Bella Nuggets! Allora, bici subito compattissima. Bella, molto bella. Subito a campi, che qua a destra? Sì, per forza. Super confidenza! C'era la freccia per terra, lì dove avete fatto all'inizio che avete preso a destra, Ok. la freccia c'era a sinistra. Questo Adesso giro prendiamo le salite al posto delle discese, le discese al c'è posto delle una salite. che ve lo posso far vedere, Sì? tanto tempo ne abbiamo, venite. Via, andiamo.
Ah, ma è un parco giochi, cavoli, questo! Vai qui, vai qui. Cioè. Boh! Qua? Saliamo. Ah, ok. Oh! Finalmente vale il motivo per il quale sono venuto, non far fatica in salita. Finalmente! Oh, senti, oh, che soddisfazione! Ah, vedi cosa vuol dire andare con le Trek Store di Verona? Non ti fanno far fatica? Oh là! Tan 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 tan. Oh là! Turu, 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 tu. Andiamo su! Guarda le fattucce. Che figata! Sì, veramente! Che figata! Qua lo guarda, Leandro! Il percorso è bello. Oppa! Questa è la generazione quarta. Ma sì, ma poi in salita, cioè, ne sgoma anche la ruota davanti, voglio dire. Turu, 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 tu. Turu, 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 tu. Fine. Bello. Boom. Così con la giornata. Boom. Boom. Che bella! Che bella! Ho fatto lì il giretto, poi dove vai che vi faccio vedere. Sai la canale? Poi sono diventate matti. Hanno detto che il percorso. Il discorso del corto l'ho fatto caso anche sulla mia, perché il manubrio che è molto più vicino al corpo e lì bisogna fare un attimo la mano. È per quello che prima ti ho detto M o L. Io con le L sono di accattarmi da Dio. Parabam bam 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 bam. Parabam. Va. Ciao! Bello! Sì, vabbè, vabbè. Hai vinto, basta. Beh, Non so se conosci i trail tipo la Valle del Diavolo. Sì, l'ho fatto l'estate scorsa. No, io vado. Ma che belli. Grandi ragazzi. ecco, grazie. Era proprio quel che bisognava fare. Così nel real te metti dentro. Oh signora, come fa a dirti di no? Come fa? Ragazzi, che bello! Acceso. I denti sono ancora bianchi, dopo diventerà bei paltanosi, Mi ha partito l'antenna. Con i denti sporchi. No. Elettrico, andiamo lassù dappertutto, no? Oh! No. Sì. Ah, l'è troppo tutta? O ne è troppo solo quel pezzo lì? Reggisella a basso. Porca troia, è una moto invece. Walk! E la cosa bella è poterla provare molto. Questa, No, quella lì. questa qua tira Questa, molto, ok, questa qua è una vabbè. figata da guidare.
Quella lì è l'alternativa a chi vuole passarsi il piacere di andare in discesa ma non vuole perdere la pedalabilità, perché realmente vuole comunque sia un mezzo molto più progressivo, perché realmente il motore TQ è quello, i 50 Nm sono fluidissimi, il motore scorre davvero in maniera piatta, non lo senti, non ha sbalzi. No, zero, ma anche il rumore non si sente. No, è silenziosissimo. Sì, sì. Senza però, diciamo, senza venir meno al discorso della natura proprio della bici, è realmente una bici dell'enduro. Quindi volendo posso in negozio noleggiarle, giusto? Puoi noleggiare questa che sarà la Rail. Ok, Rail nuova 2025. 2025 con batteria da 800 Wh, mallet, quindi 27,5-29. Ok. O viceversa la Fuel XE che sarebbe l'elettrica di quella, Sì. col motore TQ da 50 Nm e batteria da 500 Wh. Perfetto. Finire, c'è la schiacciata là dietro. Bello, se volete. Ma è l'1:30. File 8, dica. File 8, Luca. Mezz'oretta e Perché dopo l'attività fisica bisogna bere. bara. Mi do da mangiare e basta. Bevere. Sto scherzando, dai. No. Io vi adesso te lo dico, ti te pensi che... Ma adesso si tramaccia con le... Avete lasciato la vostra mail che vi mando il preventivo delle bici sul Signori, è stato bellissimo. Alla prossima. Viva Trek Verona. Ciao ragazzi, ciao alla prossima. Ciao 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 ciao.